Saluto il professor Guaran e il professor Pascolini che oggi ci parleranno di questi percorsi tra arte, cultura, ambiente, società, che ci permetteranno quindi di poter fare delle riflessioni calate proprio sul territorio dove noi viviamo e, perché no, se ci sarà l'interesse, anche di poter scambiare qualche punto di vista anche con i docenti che oggi sono qui disponibili. Un saluto alla dottoressa Missana e alla dottoressa Cristina Novelli, che è appena arrivata e che ci raggiunge. Perché dico questo? Perché il progetto nasce nella stanza del sindaco, dove eravamo presenti la dottoressa Missana dell'università, la dottoressa Novelli della SOMSI di Cividale, l'assessore Katia Brinis ed io. E abbiamo proprio voluto parlare di questo. L'università che finalmente si cala nel territorio, la vicinanza al territorio, la vicinanza che ha voluto l'università per la nostra città di Cividale. Io spero che questi incontri siano di vostro gradimento, ma il rapporto che è nato con la dottoressa Missana e noi cividalesi è stato veramente un bellissimo rapporto, nato da veramente la voglia di lavorare e la voglia di essere concrete, veloci e concrete, quello che siamo riusciti a fare. Quindi vi ringrazio per la vostra presenza, vi auguro quindi di seguire piacevolmente questo incontro e passerei la parola alla dottoressa Missana. Lo facciamo alla Cristina Novelli, prego, prima lei e dopo la dottoressa Missana. Grazie ancora. Due parole. Prego. Grazie. Ecco, due parole, perché credo che la cosa più interessante sia appunto la conferenza. Due parole per dire che la società operaia di Cividale con questa iniziativa riprende un po' i contatti, ecco, con la città, con l'amministrazione con la quale collaboriamo da diversi anni e dalla quale siamo sostenuti anche come società operaia, ma in particolare riprendiamo, diciamo, la voglia di lavorare per la nostra città, con i contributi che come società, diciamo ormai da decenni, ecco, tentiamo di fare per portare delle idee e per portare anche dei pensieri nuovi in questa nostra comunità. Il problema della sostenibilità è un problema che riguarda tutti, che quindi riguarda anche noi. Non è vero che ognuno di noi può fare alcune cose, e quindi credo che dobbiamo anche impegnarci se veramente amiamo la nostra città e le nostre comunità. Grazie all'Università di Udine, anche con la quale ormai da anni collaboriamo, e quest'anno è stata una cosa particolarmente bella, perché grazie all'amministrazione e all'Università di Udine e anche alle tante associazioni che hanno sostenuto e che sostengono questi incontri, credo che abbiamo lanciato, direi, una cosa che speriamo possa avere delle gambe per camminare. Grazie ancora e buona conferenza naturalmente. Grazie signora Sindaco, grazie dottoressa Novelli, e quindi ringrazio l'amministrazione comunale e la società operaia di mutuo soccorso e istruzione con cui già da tempo collaboriamo, e appunto speriamo adesso di riprendere con un nuovo ciclo di incontri. Sono veramente felice che l'amministrazione comunale abbia accolto la proposta dell'università per questo ciclo di incontri per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Questo è stato fatto, è proprio un patto che abbiamo stipulato tra università, il professor Marangon, allora delegato per la sostenibilità, il magnifico rettore, professor Pinton, la sindaca e la dottoressa Novelli. Quindi questo trio, diciamo, che è stato subito operativo, e abbiamo messo in piedi queste conferenze individuando relatori di alto profilo e tematiche di interesse per la popolazione.
Due brevi parole che non saranno esaustive per presentare i nostri relatori. Il professor Guaran è professore di geografia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, laureato in storia presso l'Università di Trieste, successivamente si è laureato anche in geografia presso l'Università di Genova, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in scienze geografico-ambientali e cartografia. Segue una valanga di tesi di laurea per molteplici corsi di laurea, da scienze della formazione a relazioni pubbliche, a lingue e storia. Diciamo che i suoi studi si sono prevalentemente focalizzati sul rapporto fra sviluppo turistico e gestione delle risorse idriche e partecipando con propri contributi scientifici a convegni e seminari in Italia e in Europa e anche in paesi extraeuropei. Ha partecipato a studi che hanno condotto all'elaborazione del piano paesaggistico del Friuli Venezia Giulia e al percorso di educazione al paesaggio. Si è occupato di geografia della popolazione, con particolare riguardo al tema dell'immigrazione e alle connesse dinamiche socio-economiche. Si occupa anche di aree dismesse e verde urbano, che è anche un'altra tematica di cui la sindaca si era fatta portavoce già a suo tempo. È componente del progetto I paesaggi del rischio e del degrado, coordinatore del gruppo Patrimonio Edile e Cultura Territoriale e del gruppo Paesaggio, Dinamiche Partecipative, Processi Educativi e Costruzione Collettiva della Conoscenza. Un aspetto delle sue ricerche che mi piace sottolineare riguarda proprio il ruolo che i processi partecipativi, e questo è anche uno di quei momenti, possono assumere nel percorso di elaborazione del piano paesaggistico regionale, quindi qual è il coinvolgimento delle comunità, quali i modelli di partecipazione percorribili, gli attori da coinvolgere, gli strumenti da attivare. Ha ricoperto numerosi ruoli istituzionali presso l'Università di Udine e inoltre fa parte di Cantiere Friuli. E parlando di Cantiere Friuli passo a presentare il professor Mauro Pascolini, che vi è certamente noto, con qualche nota della sua biografia. È ordinario di geografia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature, Comunicazione, Formazione e Società, coordinatore del gruppo Da degrado a patrimonio, una lettura delle forme del territorio regionale. Si occupa di produzione e costruzione del paesaggio contemporaneo, di mappatura di nuovi paesaggi, dell'eredità culturale paesaggistica e nuove espressioni di socialità. È coordinatore del gruppo di ricerca La montagna dimenticata, nuova centralità o nuova illusione, e questa ricerca porta a una nuova centralità appunto della montagna come con un nuovo orientamento culturale che attribuisce a nuovi modi di vita montani una qualità superiore rispetto ai centri urbani. È maestro di visioni di saperi interdisciplinari che sono stati il motore della nascita di Cantiere Friuli, che è un organismo di sviluppo ed esempio di buone pratiche di cui Pascolini è il padre ed è oltre che il coordinatore. Si tratta di un cantiere in continua costruzione, teso a recuperare al Friuli quel ruolo che ha avuto durante la ricostruzione, di cui fu modello e lo è ancora, modello di ricostruzione. Il Cantiere Friuli fornisce idee e strumenti, apre a dibattiti pluridisciplinari e vuole essere strumento suggeritore agli attori politici nelle loro decisioni. Infatti confronta saperi, condivide i risultati e rinnova già Cantiere Friuli quel patto fra Ateneo e territorio di cui appunto oggi parliamo. I nostri relatori, come avete visto dall'invito, parleranno di percorsi sostenibili dagli obiettivi ai luoghi, 17 proposte tra arte, ambiente, cultura e società. Avete visto un breve video introduttivo che appunto suggella il patto che abbiamo stipulato con Cividale del Friuli e quindi anche con la SOMSI, e prima di dare la parola ai nostri relatori desidero anche ringraziare, oltre
appunto al delegato uscente, professor Marangon, oggi non presente, e al nuovo delegato, professor Amaduzzi, desidero ringraziare anche Valentina Marini, senza il cui aiuto mi sarebbe stato molto difficile fare tutto questo ciclo, questo primo ciclo, per un domani sostenibile. Valentina Marini fa il tirocinio da noi con un ottimo esito. Grazie a tutti. Per questa sera abbiamo deciso di organizzare così il nostro intervento. Una prima parte, la mia, che introduce, inquadra gli obiettivi dal punto di vista, proprio partendo dal documento dell'Agenda 2030, cercando un po' di analizzarlo nei punti più salienti e prendendo in esame alcuni obiettivi, quelli forse meno poi come dire, approfonditi dal collega Pascolini, che invece cerca di declinare gli obiettivi, 17 obiettivi, all'interno un po' del nostro territorio regionale, con una serie di proposte che, come il titolo della conferenza sottolinea, passano tra cultura, arte, solidarietà, diverse tematiche, però calate nel territorio. A me spetta una parte un po' più introduttiva, istituzionale, partendo. Questi sono i 17 obiettivi dell'Agenda 2030, voi sapete. L'Agenda 2030 viene in qualche modo decisa nel 2015, per cui parte e prevede per 15 anni di raggiungere alcuni obiettivi, però c'è una storia a monte, una storia se non altro che parte perlomeno dal 1987, quando viene coniata l'espressione di sviluppo sostenibile, ma bisogna andare ancora prima, ancora almeno agli anni 70, ad esempio alle pubblicazioni e alle ricerche sui limiti dello sviluppo dell'inizio degli anni 70. Questi sono ovviamente i loghi dei 7 obiettivi, per cui io partirei rapidamente, ma per fare una breve excursus anche storico, dal 1972, da questa dichiarazione di Stoccolma. Perché? Perché effettivamente si pone attenzione al fatto che lo sviluppo, poi si potrebbe parlare sul tema dello sviluppo, non se sviluppo è sempre progresso, invece non lo è, ma comunque lo sviluppo non può non dialogare adeguatamente con l'ambiente naturale, non vedere come due aspetti separati, come due percorsi che non si incrociano mai, ma che viaggiano quasi per binari paralleli senza scambi che li mettano in relazione tra di loro, ma invece tener presente che le scelte che l'uomo fa in diversi campi, soprattutto nel settore, nell'economia, ma non solo nell'economia, non possono naturalmente non considerare anche le relazioni e gli equilibri dell'ambiente naturale. Rapidamente poi andiamo, appunto dicevo, al 1987, di questo rapporto Brundtland era il ministro norvegese che presiedeva la Commissione delle Nazioni Unite mondiale per l'ambiente e lo sviluppo. Vedete che allora il rapporto ambiente e sviluppo ormai entra a pieno diritto addirittura nel nome, nella denominazione della Commissione stessa, ma quello che è interessante è che si comincia a ragionare non solo sulla cosa sia la sostenibilità, ma anche sul fatto della necessità, e si mette in atto quella riflessione, che poi vedremo successivamente, sulla necessità di un rapporto coevolutivo tra le dinamiche naturali e le dinamiche umane, tenendo conto che oltretutto l'uomo è parte della natura, non è estraneo alla natura, e lo sappiamo ancora di più e se ne parliamo proprio in questi tempi, anche in questi anni e di fronte alle emergenze di cui che abbiamo davanti. Con un salto poi, dicevo, e qui viene appunto coniata l'espressione di sviluppo sostenibile che riprenderemo dopo rapidamente. Con il 1992, col vertice appunto di Rio de Janeiro del 92, tra sempre un vertice, una conferenza su ambiente e sviluppo, tra le diverse azioni che vengono prese in campo e che vengono, avviate, pensiamo poi a tutti i protocolli di Agenda 21, che nascono a partire dal 92, ma mi preme sottolineare due aspetti: il principio di precauzione e quello di responsabilità comune, ma differenziata. Cioè da lì si comincia a pensare che è necessario far valere il principio di precauzione se non si è consapevole o se il percorso scientifico non determina con chiarezza che certi processi non siano dannosi per l'ambiente naturale, per l'uomo, per la vita su questo pianeta.
E l'altro aspetto è quello di considerare i paesi, sì, tutti protagonisti, tutti responsabili, ma su piani diversi naturalmente, perché i livelli di sviluppo conseguiti da alcuni paesi più industrializzati e da altri che invece ancora arrancano ancora nella miseria e nella fame, sono responsabilità del tutto diverse. E per cui in qualche modo un risultato non da poco che viene messo in campo proprio nel vertice del 92. Nel 2000-2001 c'è il vertice del millennio. Il vertice del millennio effettivamente precede l'agenda 2030, l'agenda 2030 è in linea col vertice del millennio, il vertice del millennio si riteneva che entro il 2015 dovessero essere conseguiti una serie di obiettivi, erano 8 obiettivi che lì sono appunto elencati, molti di questi li ritroviamo poi nei 17, anche se i 17 sono maggiormente articolati, e per cui, ma in questo caso sono un po' sintetizzati, per cui gli aspetti ad esempio della mortalità infantile, la salute, la fame, il problema della povertà, come vedete sono temi centrali, lo erano ovviamente 15 anni prima e lo sono a maggior ragione ora, anche perché in 15 anni, ahimè, si sono raggiunti ben poco, non erano gli obiettivi che si erano prefissati 15 anni prima, e anche adesso ci stiamo dicendo che qualche passo in avanti in alcuni 17 obiettivi sono stati condotti, ma in altri invece ancora c'è molto da lavorare, e effettivamente siamo già nel 21 e il 2030 non è lontano. La pandemia, poi pensiamo alla povertà, alla fame eccetera, come non ha sicuramente agevolato, anzi ha ulteriormente allargato le differenze tra diverse parti del mondo. Poi abbiamo dei summit decennali che richiamano quello del 92, dunque poi si discute di altri aspetti o si approfondiscono i temi precedentemente messi in campo, 2002-2012, ma per arrivare poi nel 2015, al vertice del 2015, direi già a partire da Rio de Janeiro del 2012, perché da lì si pongono le basi per arrivare poi nel 2015 al documento finale che viene approvato e che tutti noi possiamo appunto leggere e che è in vigore ora, che è quello dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E dicevamo, a proposito di sviluppo sostenibile, oltre all'aspetto della coevoluzione necessaria tra ambiente e sviluppo, e per cui uno sviluppo che parte dalle risorse che sono presenti nell'ambiente, ma deve capire anche deve considerare attentamente quali sono i tempi, anche le modalità di riequilibrio da parte della natura. Pensiamo ad esempio nei confronti di tutte le emissioni di rifiuti di diversa natura che noi di nuovo scarichiamo ovviamente nell'ambiente naturale. Per cui per mantenere questi equilibri è importante ragionare in termini di coevoluzione. Gli altri principi fondamentali che in qualche modo sostengono il documento dell'Agenda 2030, così come il concetto di sviluppo sostenibile in precedenza, è quello del rapporto tra le generazioni, sia delle generazioni che vivono in contesti diversi e che hanno anche opportunità diverse nel mondo, sia rispetto alle generazioni che verranno, generazioni future. Per cui la sostenibilità guarda ovviamente in avanti al fatto che le generazioni successive possano avere a disposizione perlomeno quello di cui disponiamo noi oggi, ma l'attenzione è anche alle altre generazioni o le generazioni come le nostre, ma che vivono in altri contesti e magari meno fortunate di noi. Parlando di sostenibilità, la sostenibilità, questo è uno degli schemi classici della sostenibilità e dello sviluppo sostenibile, che è uno schema che però mette in luce la multidimensionalità del concetto di sostenibilità. Spesso si tendeva, soprattutto nei primi anni, un po' a appiattire e a utilizzare il concetto di sostenibilità unicamente in relazione al rapporto con l'ambiente. Dunque al rapporto tra uomo e ambiente, la sostenibilità doveva essere quella ambientale, un po' trascurando invece gli aspetti che riguardano la sostenibilità di tipo economico e la sostenibilità di tipo socioculturale, che poi, come vedete, nelle loro intreccio in qualche modo ci possono permettere di immaginare un mondo vivibile per noi nel rapporto più stretto e armonico tra società e ambiente,
qualcosa che sia realizzabile dal punto di vista di uno sviluppo che è effettivamente un progresso in campo economico, ma che tenga presente ovviamente le richieste e i gridi di allarme che provengono dall'ambiente naturale, e poi che ci sia equità nella distribuzione anche delle ricchezze. Venendo qua sentivo la radio e dicevano: abbiamo una produzione alimentare che ancora supera il fabbisogno della popolazione mondiale, il fatto naturalmente che non è opportunamente distribuita, e conseguentemente abbiamo ancora delle sacche di miseria e di fame che con difficoltà riusciamo in qualche modo a colmare. Io propongo però, partendo da questo schema utilissimo, classico, questa lettura che oltre alle 3 dimensioni mette insieme la dimensione etica, che io la vedo come in diagonale, che attraversa tutte le altre, perché noi abbiamo nello schema classico l'equità nel rapporto tra società e economia, d'accordo, ma io vedrei l'equità invece che attraversa tutte le dimensioni, e soprattutto poi una dimensione politica, perché poi c'è anche un discorso di scelte di indirizzo che devono essere prese, ed anche la politica e i rapporti politici devono in qualche modo essere sostenibili e far propri i valori della sostenibilità, che io ho cercato di inserire così in maniera, scusate non arrivo con i miei occhi sempre a vedere tutto, ma inserire in questo schema, parlando di cittadinanza globale, oppure parlando di integrità ecosistemica, parlando di equità e coesione sociale, a seconda delle dimensioni a cui noi facciamo riferimento. Lui credo che possa essere più in linea, con i principi della sostenibilità, il fatto di poter immaginare perlomeno queste 5 dimensioni, le 3 classiche, ma io aggiungerei anche quella della dimensione etica e della dimensione politica, che è importante per gli indirizzi proprio che devono essere assunti. Arrivando all'agenda poi 2030, l'agenda 2030 ha alcuni obiettivi centrali, universali, inclusivi e trasformativi. Gli obiettivi devono rientrare all'interno di queste 3 parole cardine, e poi ci sono i 5 pilastri, le famose 5P, che sono le persone, il pianeta, la prosperità, la pace e la collaborazione, cioè la partnership. Per cui, partendo dagli obiettivi universali, parlando di sostenibilità dobbiamo considerare tutti direi, il genere umano, il genere animale, le piante, cioè tutti gli esseri viventi che sono presenti sul pianeta, e anche organismi abiotici. Si riprende la responsabilità comune differenziata del 1992, viene ripresa nell'agenda 2030, perché ci si rende conto che gli Stati Uniti e il Ghana non sono allo stesso livello, che l'Italia e il Camerun ugualmente, e conseguentemente dobbiamo essere consapevoli di chi ha raggiunto degli standard di vita in qualche modo ben più elevati rispetto ad altri paesi. E dunque non si può nemmeno pretendere una serie di comportamenti, di scelte in campo economico, sociale molto rigide in paesi che ancora devono uscire da un livello di povertà dilagante per raggiungere un minimo di situazione accettabile. Sono inclusivi perché naturalmente nessuno può rimanere indietro, devono riguardare tutti e coinvolgere tutti, e soprattutto, e questa mi sembra una parola cardine, spingono a processi di trasformazione a diversi livelli, dai livelli elementari quotidiani dei nostri comportamenti ai grandi indirizzi politici nazionali o sovranazionali. Per cui per raggiungere effettivamente una sostenibilità, fare in modo che il concetto non sia vuoto o non sia uno slogan, ma possa effettivamente radicarsi poi in scelte effettive, c'è la necessità di avviare o di consolidare processi di trasformazione. Per cui, volendo rapidamente prendere in esame i 5 pilastri, io partirei dalle persone. Ho evidenziato solo alcuni aspetti, cioè le persone sono destinatari dei processi, dei percorsi di sostenibilità che mettiamo in atto, ma sono allo stesso tempo attori.
nel senso che non possiamo immaginare sempre un'azione di delega per cui alcuni decidono e gli altri sono unicamente destinatari, ma bisogna che tutti in qualche modo assumiamo le nostre responsabilità e che tutti, con processi che nascono effettivamente dal basso, possiamo essere coinvolti anche in queste azioni di tipo trasformativo che riguardano naturalmente anche la nostra vita. Vabbè, non entriamo nel merito di tutti, ma è chiaro che prendiamo due degli obiettivi principali, i primi due che poi vedremo rapidamente, povertà e fame. È necessario, povertà e fame, bisogna capire che le persone soffrono di povertà e di fame, per cui sono centrali, ma loro stessi devono essere attori del loro percorso che li porta al di fuori di una situazione di denutrizione appunto molto grave o di povertà estrema. La secondo pilastro è quello appunto che parla di pianeta. Il pianeta, abbiamo visto, è l'ambito da cui noi ricaviamo gran parte delle nostre risorse, che siano energetiche, siano alimentari, attraverso processi di trasformazione, comunque le nostre risorse, ma che anche è il contesto che assorbe, poi dovrebbe assorbire adeguatamente i rifiuti di diversa natura che noi emettiamo appunto con le emissioni atmosferiche o che rilasciamo con rifiuti solidi o di altro tipo. E i problemi del clima attuale ci dimostrano che naturalmente l'attenzione al pianeta deve essere ulteriormente accelerata, deve essere ulteriormente consolidata e pensare al pianeta, a un rapporto col pianeta in maniera diversa e più equilibrata significa mettere in gioco i processi economici e dunque ragionare attentamente su quello che si sta già ragionando ormai da alcuni anni di un passaggio da un'economia lineare, che ahimè è ancora fortemente presente, a un'effettiva economia circolare, per cui il riciclo, il riutilizzo sono le parole d'ordine e i rifiuti sono veramente una minima parte di tutto quello che poi viene rilasciato dal processo produttivo da un lato e dal processo di consumo dall'altro. L'altra parola chiave è quella di prosperità, che è un po' l'obiettivo che vogliamo raggiungere, cioè quello di poter, che tutti possano, dice il testo, il documento, godere di vite prosperose, ma tutti, no? Perché abbiamo detto che gli obiettivi devono essere inclusivi. Ed ecco allora l'importanza proprio di, da un lato, la coevoluzione tra natura e le persone e l'umanità, ma anche l'attenta solidarietà tra diverse persone che stanno in contesti diversi o nello stesso contesto, ma in situazioni, in stato socio-economico del tutto diverso. È fondamentale attivare questo aspetto, altrimenti non si riesce a raggiungere l'obiettivo dell'inclusività e dell'universalità, ma la prosperità può essere solo per alcuni o rafforzare la prosperità a quelli che già ce l'hanno, a invece svantaggio di tutti gli altri. E poi abbiamo la parola della pace, che poi è anche uno degli obiettivi del 16°, la parola della pace è una parola centrale, perché è difficile immaginare percorsi realmente sostenibili se ci sono situazioni conflittuali, se non c'è un rispetto degli elementari diritti umani delle persone, e per cui la pace è una precondizione per poter conseguire dei processi e avviare e rafforzare dei processi di effettiva sostenibilità a livello planetario. E infine, ma in qualche modo l'ho già detto introducendo il tema della solidarietà, c'è la partnership che poi rientra nell'obiettivo 17, per cui l'obiettivo 16 e 17 sono poi fatti propri e riassorbiti in qualche modo all'interno di due dei pilastri, sono quelli della collaborazione di idee, di programmi, di azioni, di pratiche comuni, perché e di solidarietà, perché la solidarietà deve essere allargata il più possibile e dunque a scale diverse, solidarietà tra persone che vivono nello stesso quartiere, nello stesso isolato, solidarietà a livello locale, di centro abitato, nazionale, fino ad arrivare a una solidarietà globale, dunque ad applicare
quel principio di cittadinanza globale su cui molto si punta, anche tutte le nuove programmazioni anche educative, parlano di cittadinanza globale, poi nella realtà non è facile concretamente riuscire a renderle effettive. Poi non è un pilastro, ma in realtà è fondamentale il concetto dell'interconnessione, cioè, come si può ben comprendere, un obiettivo non è sganciato da un altro e il raggiungimento di un obiettivo è tale se parallelamente si converge per far raggiungere anche gli altri obiettivi, cioè puntare solo su uno è il rischio che poi né si raggiungono gli obiettivi di quell'obiettivo e si lasciano naturalmente ancora ai blocchi di partenza gli altri 16. Bisogna lavorare in maniera appunto fortemente interconnessa per poter conseguire gli obiettivi che l'Agenda 2030 ci pone. E infatti, leggendo una parte del testo, dice: se noi realizzeremo le nostre ambizioni abbracciando l'intera agenda e dunque tutti gli obiettivi, le vite di tutti verranno profondamente migliorate e il nostro mondo sarà trasformato al meglio. Per cui qui emerge ancora di più la necessità di lavorare in sinergia in qualche modo su tutti i processi che riguardano i diversi obiettivi. Io rapidamente tocco alcuni degli obiettivi, quelli perché dopo il professor Pascolini, come dico, ci calerà poi alcuni di questi obiettivi o tutti all'interno del territorio regionale con le sue proposte, ma io lancio solo alcuni elementi di informazione molto rapida. Il primo obiettivo è quello che riguarda la povertà e il fatto di sradicare la povertà nel mondo. Teniamo presente che ancora una persona su 5 è in condizioni di povertà estrema, cioè vive con meno di $1,25 al giorno, cioè meno di un giornale di un quotidiano che noi possiamo acquistare in edicola, soprattutto nei paesi del sud del mondo. 800 milioni di persone vivono ancora in povertà appunto estrema, al 10%, la maggior parte sono, dicevamo, nel sud del mondo, in Asia, in Africa soprattutto. Ma anche in Italia, se noi guardiamo gli ultimi dati del 2020, abbiamo il 9,4% delle persone, e tra i giovani tra 11 e 34 anni l'11,3% che sono considerate in povertà assoluta, il 7,7% delle famiglie. Ma se noi ci spostiamo a proposito di solidarietà e di inclusività e di universalità, dicevamo prima, se andiamo sul fronte della popolazione straniera che vive in Italia, ecco allora che quel dato di 9,4 diventa 29,3, per cui capite la differenza notevole delle condizioni di povertà assoluta per quanto riguarda anche la popolazione italiana. Il secondo è quello del diritto al cibo, porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare. Se noi guardiamo un po' questi dati, vediamo che le chiazze colorate in fucsia o in blu, che riguardano gran parte dell'Africa, del sud-est asiatico soprattutto, sono quelle dove il problema della fame, l'incidenza è ancora molto alta, che riguarda una fetta consistente della popolazione, man mano poi gli altri. Dove vedete il grigio non ci sono i dati, non che non ci sia effettivamente proprio nessun caso, ma non ci sono i dati, non sono stati valutati in questo tipo di carta. Per affrontare i temi della fame, negli ultimi anni è stato elaborato anche un indice, che è l'indice della fame, che tiene presente, che è un indice complesso, che tiene presente 4 tipologie di indicatori che vengono poi opportunamente aggregati e assemblati tra loro, che sono quello della denutrizione, sono le persone che hanno un'insufficienza calorica, che ogni giorno mangiano meno delle calorie che sarebbero necessarie funzionalmente anche alla loro attività, alla loro età, eccetera. Accanto a questo però il dato del deperimento infantile, che riguarda i bambini sotto i 5 anni che hanno un peso considerato insufficiente per la loro età, l'aspetto poi dell'arresto della crescita infantile, che è ancora più grave sempre per bambini meno 5 anni, e in più la mortalità infantile. L'insieme di questi 4 fattori permettono di calcolare l'indice della fame e di costruire carte come quella che vedete, che sempre naturalmente mette in evidenza, soprattutto con i colori più rossi, mattonati, eccetera, l'Africa soprattutto come il centro di diffusione appunto ancora della fame.
Poi vabbè, abbiamo l'obiettivo salute, è interessante come la pandemia ha inciso molto, vero, anche sugli aspetti legati alla salute. Progressi sì ci sono stati, ma ci sono stati anche dei rallentamenti dovuti appunto alla questione pandemica, oltre naturalmente ai milioni di morti legati strettamente alla pandemia. Poi abbiamo l'uguaglianza di genere, qui vedete come viene calcolato l'indice appunto l'indice di uguaglianza di genere dei paesi europei. L'Italia è in una situazione più o meno mediana, ma inferiore alla media dei paesi UE, e poi abbiamo un sacco di paesi che invece sono al di sotto dell'Italia, al di sotto anche del valore medio. La maggior parte sono i paesi nuovi dell'Unione Europea, dell'Europa meridionale e dell'Europa orientale. E come vedete, in questo caso l'uguaglianza di genere tiene presente categorie o variabili che riguardano il lavoro, il denaro, il livello di conoscenza, il livello di salute, come si gestisce il tempo e il potere, insomma, che in qualche modo che tipo di lavoro fanno, ma se hanno funzioni anche dirigenziali oppure no, le donne rispetto agli uomini. Un altro aspetto è il diritto all'acqua, e qui vediamo, altro fondamentale, parliamo di cibo ma parliamo di acqua ancora più importante, e sappiamo come per mancanza d'acqua o per acqua di non buona qualità le malattie poi in molte parti del mondo siano estremamente gravi. E guardando queste due carte, una del 2004 e poi del 2020, si vede che alcuni miglioramenti ci sono anche stati, nel senso che in questo caso gli obiettivi dell'agenda hanno fatto sì che alcuni paesi che avevano colori rosati, rossi eccetera, li vediamo poi nel 2020 con colori verdi o più o meno intensi, a dimostrazione che c'è una maggior percentuale di popolazione che ha accesso a acqua di buona qualità o acqua diciamo potabile, giusto? Però capite ancora la gravità dei paesi dove poi la popolazione sta crescendo più rapidamente. Se noi pensiamo che da qua al 2100 la popolazione dell'Africa si presume possa crescere del 400% ancora, per cui capite poi come questi aspetti siano ancora più gravi. Poi c'è il diritto all'educazione, in cui magari non mi soffermo, ma dico solo che ancora 750 milioni di adulti non sanno né leggere né scrivere nel mondo, e 617 milioni di bambini attualmente o adolescenti non sanno né leggere né scrivere, e dunque sono in difficoltà poi anche per essere inseriti in contesti lavorativi adeguati, e di questi la maggior parte dei bambini analfabeti ovviamente sono nell'Africa subsahariana, ahimè, e nell'Asia meridionale. Per quanto riguarda poi l'obiettivo 10, ridurre le disuguaglianze, qui è importante il fatto che da un lato bisogna ridurre le disuguaglianze, dunque lottare contro le disuguaglianze, ma garantire la diversità. Uno dei principi fondamentali era quello della biodiversità, che è diversità sia ambientale, animale, vegetazionale, eccetera, ma è anche la diversità culturale. Questo deve essere invece favorita totalmente, e invece la lotta deve essere che riguarda le disuguaglianze tra generi, abbiamo visto prima, tra persone che vivono in contesti diversi, e disuguaglianze che sono state acuite ancora di più ai tempi del Covid. Se noi leggiamo questo documento dell'Oxfam Italia del 2021, dice: 1000 super ricchi recuperano le perdite generate dalla pandemia in soli 9 mesi, mentre per miliardi di persone più povere del pianeta la ripresa potrebbe richiedere oltre 10 anni. E la pandemia uccide sicuramente in modo diseguale. E questo è un ultimo documento che è uscito appunto nel 2021. Volgo veramente al termine con l'obiettivo sulla pace. Perché? Perché ci ritroviamo che in questo ultimo aggiornamento del barometro mondiale sui conflitti si vede come ancora, ahimè, proprio nei paesi dove la sofferenza legata alla povertà estrema, alla fame, alle disuguaglianze, alla mancanza di educazione, di istruzione è più alta, sono anche i paesi che soffrono maggiormente per i conflitti, che sono spesso conflitti intestini, conflitti regionali o conflitti tra paesi vicini, non per forza conflitti a carattere internazionale molto allargati, ma se voi vedete soprattutto l'Africa e poi il Medio Oriente, la Siria, l'Afghanistan, eccetera, capite bene
come dicevamo all'inizio, uno dei pilastri è la pace ed è una condizione fondamentale, un prerequisito senza il quale è difficile pensare a effettivi percorsi di sostenibilità. E grazie. Come al solito io ringrazio Andrea che è molto preciso, poi è da tanto che si occupa di problemi di sviluppo sostenibile e quindi dà sempre una chiave di lettura anche estremamente aggiornata sia dei dati sia dei temi. Voglio proporvi un gioco, forse perché noi siamo reduci da 2 giorni di intensi convegni sulla montagna, tra l'altro oggi con 2 personaggi visionari, l'ex rettore De Toni e Roberto Siagri di Eurotech, dove hanno disegnato la sostenibilità come non più possesso di beni e di oggetti e quindi evitare la produzione perché c'è l'uso condiviso degli oggetti, no? E dall'altro l'uso per la mobilità di macchine senza autista. Quindi siamo un po' reduci da una situazione futuribile. Questa mia riflessione brevissima nasce dall'idea che anche i professori ogni tanto devono divertirsi e i colori dei 17 obiettivi che poi noi abbiamo verificato in diverse tesi di laurea con indagini alle persone, elenca almeno 3 dei 17 obiettivi 20-30, i risultati sono pessimi. Se oggi Andrea non avesse fatto lezione penso che anche noi tutti saremmo nella stessa condizione. Ricordava un po' il gioco dell'oca, no? Questi 17 colori in cui ci si può muovere e ho preso spunto insieme ad una laureanda che adesso è dottoressa di Cormons, Anna Venuti, di un progetto che la Regione Friuli Venezia Giulia aveva messo in essere per valorizzare, per trasmettere, per comunicare in maniera diversa i 17 obiettivi di cui parlava Andrea, e unendo 2 concetti. Uno, il concetto di luogo, che voi sapete, la riflessione nella scheda, no? Lunghissima di noi 2, in cui ci siamo vergognati reciprocamente perché lui diceva ma tu fai quelle robe lì, io dicevo ma tu fai quelle robe lì. Il concetto di luogo forse è una delle cose che mi interessa di più in questo ultimo momento di riflessione negli ultimi anni della mia carriera, perché il luogo è il concetto fondamentale dell'appartenenza. Noi apparteniamo a un luogo, è la nostra dimensione spaziale, il luogo è la matrice da cui nasce tutto il nostro rapporto, anche cambiando scala quello che è il nostro rapporto col pianeta, no? Quindi e l'idea di mettere delle cose d'arte nei luoghi per comunicare i 17 obiettivi globali era un'intuizione che così ci interessava molto. Poi noi, come vedremo, l'abbiamo declinata in maniera diversa, non ci siamo occupati molto di arte nel nostro gioco, ma ci siamo occupati di luoghi. Ed è l'invito che poi faccio a ognuno di voi di pensare di legare un luogo ai 17, a ognuno dei 17 obiettivi. Siamo partiti da questo progetto della Regione che immaginava di di installare 17 grandi opere nel territorio regionale. Arriva la pandemia blocca il progetto e questo deve ancora realizzarsi. La Regione fa una selezione, individua 17 grandi artisti provocatori o artisti che hanno già lavorato con opere inserite nell'ambiente. Stiamo aspettando, no, la realizzazione di questa. Qualcuno di voi forse li conoscete, Ennis Kapor, questo è un lavoro che ha fatto a Chicago, Sen Scully alla Biennale di Venezia, uno a Bordeaux in Francia,
Newcastle, vedete, opere estremamente provocatorie che avevano il compito di suggerire. Questo è dedicato a Gulliver quando arriva nel mondo dei nani, guardate la dimensione delle scarpe, alla Roggia di Versailles in Francia, Kiki Smith al Louvre, e ancora questa famosissima immagine della Coca-Cola, Leandro Ehrlich, una location a Londra e così via. Cioè, quindi l'idea era veramente di dare la possibilità a questi grandi artisti di fare due cose. Uno, di immaginare una nuova opera d'arte. Alcuni artisti come Nicola Verlato poi sono molto angoscianti, e forse qualche obiettivo anche pone tutta una serie di riflessioni, no? Quindi di utilizzare questo linguaggio dell'arte contemporanea, e quindi di dare valore all'arte contemporanea, che è un discorso un po' complesso di comunicazione e anche a volte non facile, no? Siamo un po' prevenuti verso l'arte contemporanea, ma questa grande potenzialità di suggerire suggestioni, di dare suggestioni. Allora noi cosa abbiamo detto? Dato che la dottoressa Venuti doveva laurearsi, la regione non aveva scelto i luoghi, noi abbiamo fatto un lavoro, il gioco dell'oca. Abbiamo detto: perché non immaginiamo 17 luoghi del Friuli che siano rappresentativi per un loro significato o un metasignificato dei 17 obiettivi di cui Andrea ha parlato, no? Allora io vi mostro quella che è stata poi la nostra proposta conclusiva, molto discutibile, solo per suggerire questo che diceva Andrea, che diceva anche Daniela, la sindaca, di poter declinarli nella concretezza. Allora, quali realtà, quali elementi emblematici della nostra regione possono declinare i 17 obiettivi? Allora, no povertà. Abbiamo immaginato alla Caritas, questa è la sede della Caritas goriziana, c'è la ripresa dell'obiettivo, porre fine, e dopo abbiamo messo una piccola descrizione. Allora l'invito è che ognuno di voi pensi di declinare concretamente a chi fa poi. Andrea ha detto dobbiamo farlo tutti, ogni giorno, universali, però forse richiamare alcuni di questi attori, li definiva prima, può aiutare. Porre fine alla fame. Porre fine alla fame c'è per tutto l'idea di indicare una fattoria didattica. Voi sapete che c'è tutta una rete di fattorie didattiche che tra l'altro propongono l'inclusione sociale, lavorano con ragazzi e ragazze di diversa disabilità e hanno come fine poi la produzione di beni, diciamo così, ad alta qualità ambientale, a biodiversità e anche a chilometro zero. La Selce è indicata poi perché ogni anno fa nel campo di Grano Turco un labirinto, quindi a Bagnari Arsa vi invito a questi. A volte questi labirinti propongono dei temi di carattere sociale. Tra le altre cose per cui ci piaceva era l'idea, c'è una piscina di grano turco, cioè invece di fare come Paperon de Paperoni il bagno nei dollari, i bambini sperimentano di nuotare nel grano. Ecco, questo la salute abbiamo immaginato il Burlo, poteva essere il CRO di Aviano, forse l'ospedale di Cividale avrebbe qualche problemino, ma in chiave provocatoria, no? L'eccellenza, no, di chi lavora, sperimenta, innova, perché poi dietro a quegli obiettivi bisogna che ci sia tutto lo sforzo delle istituzioni e di chi poi
lavora per questo, no? E oggi sappiamo anche come questi istituti di eccellenza leghino molto anche un discorso sociale. Beh, la qualità dell'educazione, qui il rettore mi ha detto: se vai a fare questo lavoro e non metti l'Università di Udine, beh, sei licenziato in tronco. Voi sapete, sono 3 gli atenei in Friuli, c'è la Sissa, c'è l'Università di Trieste, però ci piaceva indicare questo perché all'interno dell'Università di Udine è stato proposto un percorso che ha il valore di un credito formativo per tutti gli studenti sulla sostenibilità. Quindi tutti gli studenti che lo vogliono possono fare un percorso di approfondimento che viene riconosciuto nella loro carriera sulla sostenibilità. Ma io penso ad una scuola, ad una pluriclasse di montagna, penso alla qualità di insegnamento di tanti momenti educativi e formativi, no? Anche questo, dico, suggerisco, ognuno di voi può collegare a questo. Beh, la parità di genere, la squadra di calcio femminile del Tavagnaco, su cui siamo stati condivisi tutti, è una presa, una lotta, se poi leggete la storia, e l'affermazione di una squadra femminile in cui c'è parità di genere in un campo in cui c'è stato sempre, e tuttora lo è, la dominanza del genere maschile. Tra l'altro, laureata dell'Università di Udine, io ero presidente di commissione, e la Gama, che è la capitana della nazionale di calcio femminile, che è nata a Trieste da genitori, la mamma è somala, e quindi ancora di più una testimonianza di questo tipo. Beh, la pulizia dell'acqua. L'acqua diventerà forse uno dei motivi di conflitto del futuro, la guerra dell'acqua, il diritto di accesso all'acqua. Noi ne abbiamo tantissima di acqua in Friuli, siamo tra l'altro il paese più piovoso d'Europa, i Musi, al plus simpri, però dobbiamo imparare a gestire la qualità dell'acqua, a non sprecarla, immaginare anche per noi quello che può essere i doppi circuiti come sono già in California, in cui nelle case hanno 2 tipi di qualità dell'acqua, quella per bere e far da mangiare e quella per gli altri scopi. E forse non siamo, avendone tanta, non abbiamo quell'attenzione che il tema acqua dovrebbe avere. E abbiamo messo le sorgenti dell'Arzino, forse uno dei luoghi più magici legati all'acqua che abbiamo nella nostra regione. Beh, l'energia. Allora, sui parchi fotovoltaici possiamo aprire una discussione infinita. Cosa ci piaceva qui? L'idea per cui un'area dismessa come la caserma di Vacile, la caserma De Gasperi, abbandonata, vedete l'immagine sotto, con un'opera di recupero è stata trasformata come uno dei più grandi parchi fotovoltaici. Tra l'altro Legambiente ha seguito in maniera diretta tutta questa operazione, quindi come da un'area di degrado, di abbandono, si può ragionare per la produzione di un'energia che in questo caso è un'energia pulita. Incentivare la crescita duratura, inclusiva, la piena occupazione, un lavoro dignitoso. Ci è piaciuta questa esperienza del mulino Moras, che da 110 anni porta avanti il lavoro della mulitura con metodi di produzione assolutamente ad altissima qualità, e con anche qui tutto il recupero dell'aspetto sociale della produzione. E quindi crescita a volte, duratura, inclusiva, che vuol dire ragionare su quelli che sono sistemi di produzione, ma anche di valorizzazione di produzioni tradizionali. Beh, sull'industria abbiamo discusso molto, no? Perché industria solitamente viene vista come elemento negativo, di impatto, eccetera, invece rientra, no? Poi in quello che
oggi dicevano che almeno ancora per una ventina di anni i modelli tradizionali di produzione saranno attivi. Allora ci è piaciuto in questo caso valorizzare un'impresa di Basigliano, l'ICOP, che tra l'altro ha ricevuto numerose attestazioni perché fa parte del gruppo di Sodalitas, fa parte delle imprese ambasciatrici dell'economia civile e ha realizzato tutta una serie di sistemi di produzione e di attenzione ai dipendenti indirizzate soprattutto alla sostenibilità ambientale. Quindi si può fare impresa innovativa, la ICOP è una delle più grandi imprese che opera anche nel campo del calcestruzzo e in una chiave di sostenibilità. Ma ci sono molte altre, come dico, questo è un gioco fatto insieme alla mia laureanda, in cui abbiamo discusso, poi c'erano le appartenenze territoriali, vedete c'è molto poco pordenonese perché di là da Laghe è difficile arrivare con la nostra visione, lei era di Cormons e quindi questo. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra nazioni. Qui ci è piaciuto essere provocatori, cioè un luogo che nega da un certo punto di vista l'uguaglianza, alimenta l'inuguaglianza, però è un luogo di accoglienza. E quindi l'ex caserma Cavarzerani. Anche qui poi, in questo grande discorso del recupero delle aree dismesse, però era significativo quel luogo, no? Un luogo emblematico dove forse si deve lavorare veramente quotidianamente per ridurre l'ineguaglianza, che vuol dire però un tema generale sull'accoglienza. Quanto siamo accoglienti? Oggi che parlavamo dello spopolamento montano, dicevano ma come facciamo tra 20 anni in Carnia che non ci sarà nessuno? Dovremo affrontare il tema dei nuovi abitanti, non solo della montagna come dico io, anche del Friuli. Se il tasso di natalità continua a questi livelli, probabilmente nel 2050 avremo almeno 30% di popolazione in questa regione. Rendere le città sostenibili, e qui insomma finalmente abbiamo ripreso Sappada in Friuli, no? Sotto il patriarcato era uno dei punti di forza, forse non tutti sanno che Sappada ha avuto la certificazione ISO 37101 che è data a quelle località che hanno una gestione sostenibile della comunità. Ecco, credo che questo sia un percorso, alcuni comuni l'hanno fatto, Bibbione che non è in Friuli ha una certificazione di qualità ambientale, c'è tutto un lavoro per cominciare a ragionare che la certificazione non è solo di un prodotto, ma ci può essere anche una certificazione di luogo. Marino Visentini, Lega Ambiente, dà le bandiere verdi e le bandiere nere. Noi a Cividale abbiamo la bandiera arancione, forse fare dei ragionamenti anche per una gestione sostenibile di comunità potrebbe essere molto interessante. E garantire modelli di produzione e consumo. Questo è Casaupa, che forse conoscete, che nasce in un quartiere periferico di Udine e lavora sul recupero e la produzione di oggetti partendo dalla plastica che noi abbandoniamo, dalle panchine a oggetti di design, a produzione con la stampa 3D e anche qui con tutto un discorso sociale dietro, quindi garantire modelli sostenibili e anche intervenire in quelli che sono i processi. Qui ci sono molti altri esempi, è chiaro, ribadisco, andate a casa, vi diamo i compiti per casa e ognuno porta una tabellina con i suoi 17 luoghi. Azioni per combattere il cambiamento climatico. Qui abbiamo voluto fare un'altra denuncia. Vaia,
che qui ha colpito in maniera, cioè noi fortuna non ha colpito, però ci sono alcune zone del Friuli che sono state totalmente devastate. Una delle valli più belle, che è la Val Settimana e la Val Cimogliana, le due valli dell'altissima Valcellina, da Cimolais e da Cloud, le immagini sono tratte da quei luoghi, hanno conosciuto Vaia. Quindi combattere e agire per frenare il cambiamento climatico attraverso i comportamenti anche individuali è estremamente significativo e dobbiamo assolutamente ricordarci di quello che è successo. Un'altra esperienza che forse non tutti conoscono, conservare gli oceani, i mari, Lignano, oltre ad essere il luogo di ricordi delle nostre scorribande giovanili in discoteca, ha un progetto che si chiama Lignano Plastic Free, cioè quindi liberare la spiaggia e i fondali marini dalla plastica. È un impegno, il logo è bellissimo, con questa tartaruga che ha in bocca un pezzo di plastica, e quindi tutto un lavoro e l'utilizzo di materiali biodegradabili. Anche qui ritorna sempre lo stesso discorso, che piccoli gesti e un comportamento può essere individuale, può essere importante e fondamentale. L'uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, abbiamo messo la foresta di Tarvisio, che forse è uno dei luoghi, 23.000 ettari, 24.000 ettari di foresta, dove quello che diceva Andrea, l'uomo e l'ambiente si incontrano per una gestione sostenibile della foresta, della fauna, della pressione antropica, del turismo, per poter conservare questi luoghi ad altissima biodiversità, dove è tornata la lontra, la lince, i grandi carnivori. Sulla pace finisco con le caserme, terza esperienza di caserma. Chi va ogni tanto a Gorizia si è accorto che non c'è più quel terribile muro che ci accompagnava dalla prima rotonda fino all'ultima rotonda. La caserma non c'è più, la caserma Amadio non c'è più, e si sono trasformati, hanno realizzato dei giardini e hanno voluto dare il significativo nome di Giardino della Pace. Chiudo con la partnership, questa parola che va molto di moda, e come ultimo elemento, suggestione, ci è piaciuto scegliere il CEVI, che è una ONG che è stata fondata a Udine, che lavora in partnership soprattutto in America Latina ma anche in Africa, e lavora contro la disparità di genere, per il diritto all'acqua, per il cibo. Ecco, quindi anche da una piccola realtà come il Friuli c'è questa apertura a livello globale. E questi sono i 17, vedete, con i luoghi riassunti, e grazie per l'attenzione. Grazie ai nostri professori che ci hanno dedicato il loro tempo, ma che ci hanno anche dato la possibilità di alcune riflessioni. Io mentre li ascoltavo queste le ho fatte, penso che tutti quanti le abbiate potute fare. La prima, quando il professor Guaraghi ha incominciato ad illustrarci, ho capito che comunque al centro il protagonista di tutti questi punti della sostenibilità siamo noi, l'individuo, ed è non solo cioè non deve subirlo passivamente, ma invece attore attivo, in quella che poi nella parte successiva ha dato atto il professor Pascolini, quando si parla appunto di economia circolare, cioè economia circolare è proprio l'espressione di quel contenuto della relazione del professor Pascolini. E ovviamente quando c'erano le slide dicevo sì, è vero, il luogo è appartenenza,
probabilmente ognuno di noi ovviamente avrebbe messo qualcos'altro, magari avrebbe anche condiviso, ma questo è il bello di questa diversità che in un processo, in un percorso sostenibile di uguaglianza crea la possibilità di crescere e di poter superare le difficoltà insieme. Questa è stata la riflessione. E ovviamente mi sono anche messa in discussione, ho fatto anch'io i miei pensieri su come mi comporto e su come potrei comportarmi meglio proprio per un domani più sostenibile per le future generazioni. Andrea ed io ringraziamo al nostro secondo incontro, ringraziamo di questa iniziativa e ci siamo dimenticati all'inizio, portiamo i saluti del nuovo delegato alla sostenibilità, il collega Salvatore Amaduzzi, che oggi non poteva essere presente.